Siamo a Napoli, dove presto inizierà la sperimentazione del robot coinquilino, un robot sociale che da febbraio sarà da sostegno a 40 pazienti del Policlinico dell'Università Federico II di Napoli. Come ti chiami? Puoi chiamarmi Pepper. Perché ti chiami Pepper? Sono stato chiamato Pepper per dare un po' di pepe alla tua vita. Gira per casa, osserva il comportamento del suo umano e si adatta a lui. Cerca anche di essere simpatico, ricorda le cose da fare e aiuta nelle attività cognitive. È il robot coinquilino, un robot sociale che da febbraio dovrebbe iniziare a essere sperimentato da 40 pazienti del Policlinico dell'Università Federico II di Napoli. Molti convivono con una malattia insidiosa e dolorosa come il morbo di Alzheimer. Una mano può essere tesa dalla scienza, come ci spiega la coordinatrice del progetto Silvia Rossi. La persona che soffre di Alzheimer, soprattutto all'inizio della malattia, ha problemi principalmente legati alla memoria. Qual è la cosa che è sveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e che ha una memoria infinita? Un robot. Il robot ha un modello iniziale dell'utente che dipende dalle sue capacità cognitive e dalla sua personalità. Dopodiché ha una scheduling delle sue attività di vita quotidiana, cioè gli orari, le abitudini, e le usa per adattare il suo comportamento, cioè capire quando andare a controllare se la persona si è nutrita o ha preso le medicine, o quando vedere se sta facendo attività cognitive, perché poi la persona non deve essere isolata. Oggi questi robot costano tra i 5.000 e i 17.000 euro, ma se verranno utilizzati di più il prezzo potrebbe abbassarsi notevolmente. Questo robot è frutto di uno studio messo a punto dall'Università Federico II di Napoli attraverso il laboratorio Interfacoltà Prisca. È dotato di una sorta di empatia, cioè è in grado di riconoscere alcuni segnali di sofferenza, ad esempio, per consigliare di chiamare un parente o un dottore. Tramite la telecamera è in grado di rilevare cosa sta effettuando l'anziano all'interno della casa. È questa la sfida dei prossimi anni, rendere i robot coinquilini sempre più in grado di relazionarsi con noi. Io mi occupo di robotica da 30 anni a questa parte e devo dire che c'è stato una specie di salto in avanti negli ultimi 5-10 anni. Il vero contesto in cui la ricerca ora su cui la ricerca si sta confrontando è quello di avere dei robot che siano dei cobot, cioè che vanno a collaborare con gli esseri umani, cioè il concetto di companion. Gaia Bozza, Sky TG24, Napoli. Ciao.